Si sei sardu, quando partisi ti vuoi impalla su un'isola in trena, in su coro, in soffoeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che ante la salsa del rissoro, poche recai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostra, i può cocheuso con l'urzone se come te vachianta sa saiaiasa, si identità del so sardoso, sighi da biviti, mudata ma non muriti. Custu è su conto del sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighi intende costruiti s'anima, a imparare a fizzos e nepotes so valores de una comunità intrea. Custas sun sa boche sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi o questione de geografia, esto appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. Come molti altri circoli presenti in Italia e nel mondo, anche il Circolo dei Sardi di Cremona, nato nel 1987, ha da sempre una missione chiara: accogliere chi arriva dalla Sardegna in una terra nuova, offrendo sostegno, familiarità e un punto di riferimento. Ma il suo ruolo va oltre l'accoglienza, promuove la cultura e i prodotti dell'isola, mantiene vive le tradizioni e crea occasioni per ritrovarsi, condividere momenti di comunità e continuare a far vibrare, lontano da casa, l'identità sarda. Il circolo è nato esattamente nel mese di settembre del 1987. Io ricordo negli anni 70 che abbiamo fatto già un'iniziativa per trovarci, avere un luogo di ritrovo, parlare un po' il dialetto, mangiare magari qualche po' di formaggio sardo, salsicce e qualche porcetto. Abbiamo istituito cioè il Club Cagliari Amici della Sardegna. Poi dopo da questi Amici della Sardegna è nato il Circolo Culturale Sardo-Musarda, cioè di iniziativa mia e di altri amici che adesso non ci sono più purtroppo, che sono scomparsi, un certo Sisinio Locci che è stato il promotore di questa iniziativa. Prima di arrivare qua noi eravamo ospiti a Cremona, nella diocesi di Cremona. Nella diocesi di Cremona siamo stati parecchi anni, 3 o 4 anni. Poi dopo facendo domanda in comune, il comune ci ha dato questo alloggio qua. E così siamo qui dal 1998, ecco. I circoli sardi hanno un ruolo innanzitutto di accoglienza per le persone che hanno fatto la scelta obbligata, per motivi di lavoro o meno, di venire qua in continente. Quindi il primo valore che hanno i circoli dei sardi sono proprio quello di essere la casa sarda. Il circolo di Cremona si chiama Sadomusarda per i sardi che sono lontani dalla loro casa. Secondo luogo, il discorso di promozione della cultura sarda, perché sono all'interno di un contesto quale la provincia di Cremona e diffondono cultura, diffondono usanze della Sardegna, contributi di sardi che vengono invitati, contributi culturali, musicali, artistici. Poi un discorso di aggregazione, di convivialità eccellente, per cui ci si trova per condividere i cibi sardi, perché i crujonsi, su Broceddu e i maloreddusu non mancano mai nelle tavole dei sardi, anche dopo 30 anni che hanno lasciato la loro terra. Quando sono arrivato qua nel 2000, la passione è stata quella di aiutare
i sardi, come c'erano i circoli sardi anche in Svizzera, San Gallo, eccetera, eccetera. Io sono nato vicino a San Gallo. E allora c'erano tantissimi migranti, appunto, del 1950, parenti, eccetera, eccetera, da Sedilo, perché io arrivo da Sedilo. Dobbiamo dire una cosa, perché la nostalgia non ce l'ho, ma io ho sempre, come dire, cercato di aiutare i sardi. Io ho una funzione culturale, nel senso di cercare praticamente di scovare delle attività che siano legate alla Sardegna, ovviamente. Ma i circoli dei sardi non sono una riserva chiusa, sono spazi vivi, aperti, dove anche chi non è nato in Sardegna può sentirsi parte di un'identità affascinante. Luoghi in cui l'amore per l'isola unisce persone diverse, creando comunità oltre ogni confine. Come ho conosciuto il circolo culturale Sodomusarda? Grazie appunto al presidente Antonio Milia, che credeva in queste situazioni, voleva allargare, diciamo così, la frequentazione anche ai non sardi. E difatti cosa è successo? Che qualche volta ci si organizzava sul profilo gastronomico per far venire qui al circolo gente cremonese di un certo livello, perché mi fa piacere che ci siano degli apprezzamenti, e il nostro presidente, coadiuvato dagli altri consiglieri e frequentatori sardi, si organizzavano anche pranzi o cene a livello, diciamo, sardo, con prodotti. Non ultimo, abbiamo fatto anche la proposta a diverse associazioni per collaborare con delle associazioni. Voi, faccio parte anche dell'UNUCI di Cremona, voi con i Cavalieri della Repubblica, voi con altre situazioni e conoscenze dirette e indirette, e ne facciamo un'altra la settimana prossima qui al circolo con una caratteristica del famoso pranzo sardo. Ecco perché c'è questa importanza da trasmettere, e quindi io credo che questa importanza sia da diffondere, anche perché con la collaborazione sempre del presidente Milia si è organizzata la partecipazione a Cremona di personaggi veramente validi sul profilo anche culturale, oltre che sul profilo anche spettacolare. Tant'è che qualche anno fa nel teatro, uno dei migliori teatri di Cremona, il Cittanova, è stata, diciamo così, presentata la famosa storia di Maria Carta, dove il giornalista dell'Unione Sarda Giacomo Serrelli è venuto a presentarci e mi ha purtroppo detto che sono peggio dei sardi io, perché questa caratteristica mi ha appassionato, e questa conoscenza dei valori della Sardegna mi ha fatto partecipare sempre, tant'è che mi hanno voluto anche nel consiglio, mi hanno nominato presidente dei probiviri di tutti i consiglieri sardi, e sono l'unico non sardo. Ecco questa caratteristica che io considero da far conoscere anche ai cremonesi. Perché? Perché il presidente Milia è venuto a Cremona e si è sempre comportato tramite il circolo culturale Sodomusarda con i cremonesi, fra i cremonesi e per i cremonesi. Soci tesserati sono la maggior parte sardi, sì è vero, però il 20%, 25% ne abbiamo della città di Cremona. Cremonesi magari arriva qualcuno da Brescia, perché a Brescia è chiuso il circolo e quindi arriva da Brescia e dalla provincia qualche tesserata. La provenienza dei sardi sono la maggior parte del sud della Sardegna. Il papà si è trasferito a Cremona nel 54. Lui era sottufficiale dell'esercito, dell'artiglieria, e aveva il posto di lavoro a Cagliari. Il gruppo di cui faceva parte il papà, l'11° gruppo artiglieri, si è sciolto ed è stato trasferito
a Cremona. E la mamma lavorava all'ospedale Crobu di Iglesias, era un preventorio per curare i bambini affetti da TBC. Quindi entrambi lavoravano, erano in Sardegna, avrebbero potuto coronare la loro storia d'amore in Sardegna, se non che il papà è stato trasferito. E quindi c'è stato un periodo di 10 anni in cui sono rimasti fidanzati a distanza. Ricordo che la mamma aveva scritto anche a Saragat, all'epoca presidente della Repubblica sardo, per intercedere rispetto al rientro di papà in Sardegna, ma la cosa purtroppo non è andata a segno, per cui la mamma ha lasciato il lavoro ed è venuta qua a Cremona per stare vicino al papà. Rivista con gli occhi di oggi una follia perché la mamma aveva una stabilità economica, con la consapevolezza che avrebbero dovuto fare fatica qua senza supporto, senza i loro genitori, però così è stato. E poi sono nata io e solo quando io sono stata alle scuole medie la mamma si è inserita nel mondo della scuola e ha ripreso la sua autonomia economica, però in tutto questo periodo hanno vissuto con un solo stipendio. E la finalità del loro vivere qui era quello di poter tornare tutte le estati in Sardegna. Tant'è che purtroppo i miei genitori sono mancati lo scorso anno, il papà ha 96 anni e la mamma ha 90, tra l'altro a 3 mesi di distanza l'uno dall'altro, mi hanno lasciato, e sistemando le loro cose io ho trovato una scatola dove il papà conservava tutti i biglietti della Sardegna, quindi i biglietti della Tirrenia, e con i vari motivi per cui erano andati in Sardegna. Quindi questo è chiaramente il documento che dice che la cosa più importante per loro era tornare a casa. Ma cos'è che porta un non sardo ad amare così tanto la Sardegna? Forse la forza silenziosa dell'isola, la sua autenticità. Una terra che accoglie, che affascina, che resta dentro. E così, anche chi non è nato lì, finisce per sentirla un po' come casa. Ho conosciuto la Sardegna più di 35 anni fa, quasi 40. Per quale motivo? Perché mio fratello ha fatto il militare alla Brigata Sassari di Macomer. Io ero militare invece a Bologna, abbiamo un anno di differenza. È venuto a casa, ci siamo parlati e mi ha detto: la Sardegna va conosciuta. Allora cosa ho fatto? Mi sono sposato e nel 1978 e 79 con mia moglie sono andato con mio fratello e mia cognata in Sardegna a visitarla in macchina. Abbiamo girato quasi tutta la Sardegna, specialmente quella centro-settentrionale, e da lì sono sempre andato in Sardegna per 22 volte. Cosa è successo? Ho conosciuto qui a Cremona dopo anche il famoso circolo culturale Sodomusarda presieduto dal nostro amico Antonio Milia, e da lì avevo gli sconti per andare con la nave e sono sempre andato in Sardegna a visitare una parte o l'altra della Sardegna, quindi conosco molto bene ogni luogo. Cosa è successo? Che dopo questo periodo ho capito che la Sardegna andava illustrata, presentata e fatta conoscere anche agli amici. Difatti, per molte volte venivano con me gli amici più stretti, 2-3 macchine e poi 5-6 macchine. Alla fine, d'accordo col presidente Milia, ho organizzato la prima gita in pullman che partiva da Cremona e andava o a Genova o a Livorno, a seconda se si sbarcava a Porto Torres o a Olbia, per portare gli amici che volevano conoscere la Sardegna sotto diversi profili. Il profilo che mi sono prefissato io era profilo storico, profilo culturale, profilo paesaggistico,
profilo logistico e anche gastronomico. La missione principale del circolo sono quelle di cercare di fare sempre del bene alle persone che ne hanno più bisogno di noi. Abbiamo fatto un convegno appunto con le associazioni della provincia di Cremona e così continuiamo a fare questo, sempre cercando di fare qualche soldino per dare in beneficenza alle persone che ne hanno più bisogno di noi, e noi quello facciamo. La Sardegna per me è lealtà, trasparenza, attaccamento ai valori, alla parola data, affetto, cuore, che va chiaramente sempre collegato con un discorso di razionalità, anche perché io sento che sono l'anello di congiunzione tra la cultura sarda e la cultura di Cremona. Quindi secondo me il sardo, o perlomeno quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, non è una persona che sa mediare, ma vive essenzialmente di valori, senso di giustizia, e invece qui al nord prevale la razionalità, prevale la negoziazione, l'attesa, il vedere le cose un po' dall'alto. Quindi ho modificato, io sono l'evoluzione di quello che erano i miei genitori. I miei genitori sono sempre stati o bianchi o neri, io ho dovuto imparare quali sfumature per sopravvivere. Non è solo il turismo che attira i visitatori della Sardegna, è anche una certa cultura, un trasmettere certi valori, che questi valori li trasmettono le persone che ci credono nel loro operato. Per esempio, quando vai in Sardegna e vedi che loro, i sardi, si comportano con un'accettazione veramente molto valida, soprattutto anche al centro della Sardegna, che supera quello che è l'accettazione turistica nelle altre parti d'Italia. Capire il paesaggio della Sardegna, che è rimasto, diciamo, intonso dalle caratteristiche invasive delle modernità. Quindi anche questa situazione ha fatto sì di apprezzare il mantenere questi valori tradizionali anche sul profilo, diciamo così, ambientalistico. Quindi anche il paesaggio della Sardegna è molto caratteristico, diciamo è unico anche a livello europeo per i valori, diciamo, naturali, tant'è che i paesaggi della Sardegna sono unici. In Lombardia siamo 18 circoli e tutti ci conosciamo e tutti collaboriamo uno con l'altro. Con la Fase abbiamo un bellissimo rapporto. È una mancanza di interesse verso gli scopi originari dei circoli o il segno dei tempi, con la tecnologia che sposta tutto dal ritrovo fisico a quello virtuale? Forse la risposta sta nel mezzo. Il mondo cambia e con lui cambiano anche i modi di sentirsi comunità. Noi, guarda, stiamo coinvolgendo tantissimi giovani per entrare al circolo, però nuove generazioni non vogliono proprio assolutissimamente arrivare a fare questo lavoro qua. Vengono, sì, fanno le festine e poi se ne vanno, non vogliono essere impegnati in niente, però qualcheduno c'è, non dico tanti, però qualcheduno si sta avvicinando. Adesso si sono avvicinati 5 o 6 ragazzi nuovi con la speranza che qualcheduno di questi riesca a portare avanti quello che abbiamo creato noi, ecco. Da quando sono in pensione io mi sto occupando
di, diciamo così, star vicino ai giovani, insegnando loro le caratteristiche che conosco, quindi matematica finanziaria, economia aziendale, gratuitamente nella biblioteca statale di Cremona, però devo trasmettere a loro anche altri valori che non siano scientifici, ma valori umanistici, valori diciamo territoriali, valori paesaggistici, e anche trasmettere ai giovani il valore che la conoscenza di territori e di persone che non sono soltanto cremonesi vanno apprezzati. Però ho notato che c'è molta diffidenza da parte dei giovani, perché neanche loro trovano una risposta sia in famiglia sia a scuola. Quest'anno io ho mandato una richiesta in comune a Cremona di dedicare un'aula dell'Università di Cremona, oppure un'aula del liceo, una via importante o una piazza Grazia Deledda, perché a Cremona non esiste una via dedicata al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, e spero che il prossimo anno, nel 2026, il Comune si impegni a darmi la comunicazione che ha dedicato un'aula dell'Università Grazia Deledda, perché decorre il 90° anno del ricevimento del premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche che Grazia Deledda era sposato con uno quasi cremonese della Bassa di Casalmaggiore, ecco, mantovano sì, però è più cremonese che mantovano. E Grazia Deledda ha trascorso lunghi periodi sulla Bassa padana di Cremona a scrivere, ha scritto tantissimo. Era innamorata, insomma, del territorio cremonese, e questo volevo dire perché è una cosa molto importante. Speriamo che il Comune il prossimo anno ci dia questa buona notizia, per così faremo una bellissima manifestazione, ecco, dedicata a Grazia Deledda e a tutta la Sardegna. Mancai de atteso dessa Sardigna di este chi asighi da essere prima de tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa raignas, che asighi a fai vivi sa cultura, sa limba e sa tradiziones. Cas identidade non ten l'accanas, e sos ambasciadore de un popolo, sunti sos chi du portant in su goro in calesi sia lugu andent.